Ma sta cosa della puntualità veramente cioè bisogna spaccarlo proprio. Te lo devo spaccare questo minuto, questo secondo, alle 7:30 puntuale. Peggio, sai quei caporali che a militare arrivavano in sveglia, giù dalle brande, porco d'un cane, alle 6 del mattino. Bisognava svegliarsi, andarsi a lavare e poi via, si marciava giù, giù, ma che faceva anche bene, giro della caserma qualche volta, sempre, con qualunque tempo e poi la fila per andare a fare colazione, almeno i primi mesi del militare, poi dopo si riusciva in qualche modo a passare davanti alle burbe. Buongiorno, torneremo, tutto ritorna, diceva Eraclito di Efeso. E allora, Eraclito, facce tornare al militare, soprattutto per certa gente gli farebbe d'un bene, ma queste sono le solite parole, anche perché poi se mi sente Crosetto non se lo fa dire due volte e mi mette subito l'elmetto. Buon mattino da Sammy Varin. Sì, ci siamo anche oggi, è mercoledì. Bestia, che fatica, che fatica arrivare al mercoledì con una rassegna stampa completamente da rivoltare. Cioè voi non capite lo sforzo che facciamo ogni giorno in redazione per darvi il meglio, ma soprattutto per dirvi cose diverse da quello che dicono gli altri. E allora anche quest'oggi diamo il buongiorno a chi farà un giro sul sito radiolibertà.net, il sito internet della nostra radio, dove oltre ad ascoltare e a vedere la nostra radio, sì, si vede anche Sammy Varin, guardalo qua, in questo riquadretto c'è ciò che stiamo trasmettendo praticamente. Ci sono un fracco di notizie diverse, un fracco di commenti diversi e ci sono le anticipazioni di quelle che saranno le trasmissioni più importanti del giorno. E allora, se volete un'informazione diversa, cliccate radiolibertà.net e magari dateci anche una mano andando su Dona Ora e attraverso una carta di credito, aiutando la nostra redazione che ha da sempre le pezze al culo. Noi siamo nati come radio pezzi al culo, potremmo chiamarci così, perché siamo poveri, perché non abbiamo capitali, imprenditori importanti dietro, eccetera. Forse anche per questo siamo liberi di dire e fare quello che vogliamo. E non è male questa cosa, anche perché se siamo liberi noi, vuol dire che siete liberi anche voi. Anche voi potete entrare in onda con noi inviando un WhatsApp al 340 6709 659 oppure telefonando allo 0292 947222. Anche questa mattina avremo ospiti importanti. Alle 9 ci sarà Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, con lui commenteremo le principali notizie del giorno e alle 11:30 ci collegheremo con una pasticceria e questo è l'ospite importante che mi piace tanto, chissà come mai. No, vabbè, scusami, è tempo di panettoni, è tempo di fare regalini, eccetera, e occhio alle fregature. Proprio per questo parleremo di panettoni artigianali e panettoni di produzione propria. C'è differenza e molte volte alcune pasticcerie dicono sì, è artigianale, ma non ti dicono che non l'hanno fatto loro. E insomma, sai che uno si fida del pasticcere, eccetera, compri una roba che lui ha comprato da un'altra parte. Ne parliamo alle 11:30, ragazzi. Ho scoperto una cosa, io sono ignorante, ma ho scoperto una cosa veramente che non sapevo. Intanto il buongiorno si sente dal Varin e io subito parto con il nostro quotidiano di riferimento. Lo sapete, da sempre ormai dobbiamo dare un'occhiata ogni mattina al quotidiano comunista, il Manifesto, e so che vi fa piacere, io ci vado sopra. Il Manifesto in taglio alto: Putin avvisa l'Europa e poi negozia, la famosa frase se vogliono la guerra siamo pronti, ma no, grazie, no, magari un'altra volta, dice il leader russo prima di vedere l'inviato USA Witkoff, ma soprattutto sotto: bel lavoro.
A chi si riferisce il manifesto? Si riferisce all'Ilva. Operai Ilva in corteo bloccano l'autostrada a Cornigliano dopo l'assemblea fuori dai cancelli della fabbrica che rischia la chiusura. Si riaccende la protesta degli operai dell'Ilva e dell'indotto, fabbriche ferme, blocchi stradali a Genova e a Taranto. Sciopero a oltranza, l'unico piano del governo è dividere il destino degli impianti del nord da quelli del sud. È chiaro, noi la secessione ce l'abbiamo sempre in testa, ma Meloni si fa i complimenti, occupazione record. E in effetti prima della chiusura dell'Ilva, che speriamo non avvenga mai quella definitiva, l'occupazione sta andando veramente bene. È un pregio di questo governo? Non lo è, chiaramente sono argomenti che io vi metto sul tavolo e che vi invito, perché no, a dare importanza, perché non tutti danno importanza, ad esempio, a questa terribile situazione dell'Ilva e di migliaia e migliaia di persone che potrebbero perdere il lavoro. Inviate un WhatsApp al 340 6709 659, così iniziamo a mettere argomentazioni su quello che è il nostro tavolo della controinformazione. Una rassegna stampa così, lo sapete, non esiste, non siamo paludati, seri e soprattutto non ci atteniamo alle solite notizie, assolutamente no, no, no. Cerchiamo di fare la differenza e la differenza la facciamo partendo certamente dai giornaloni, ma andando a cercare appunto la differenza. Oggi la differenza, non ci crederete mai, la trovate sul quotidiano La Stampa, perché per un giorno La Stampa ha un nuovo direttore, cioè una nuova direttrice. Oggi il direttore della Stampa, la direttrice della Stampa è Bebe Vio, perché oggi 3 dicembre è la giornata internazionale delle persone con disabilità. Fatti dire che è impossibile e dimostra a tutti che puoi farcela, dice Bebe Vio, ed è una frase bellissima che riguarda i disabili, ma subito sotto, nella contropagina del quotidiano La Stampa, si scrive ancora: siamo tutti un po' disabili. A ognuno di noi mancano dei pezzi, ma la vita non finisce di stupirci. Ed è bellissimo l'editoriale di Bebe Vio, affidiamoci alla curiosità. Ve ne leggo qualche riga perché riguarda un po' tutti noi e tutti voi, ripeto, tutti noi abbiamo delle disabilità, a volte non ce ne accorgiamo, a volte le nascondiamo, più o meno importanti, e diamo importanza a quelle grandi. Quando vediamo qualcuno che fa fatica a camminare, quando vediamo qualcuno con disabilità mentale, e ancora oggi i leoni da tastiera ne scrivono di tutti i colori. Quanti esempi che abbiamo avuto, ci viene in mente il nostro Alessandro Villa, artista brianzolo, cantautore, e quante volte lo hanno preso in giro sui social perché vuole esistere, perché anche lui vuole esserci. Nel 2009, dopo la mia malattia e le varie amputazioni di parti del corpo, mi sono ritrovata catapultata in un nuovo mondo che in poco tempo ho scoperto essere molto difficile, ma anche quasi magico: la disabilità, argomento del quale allora non sapevo assolutamente nulla. Per me, che avevo 11 anni, le carrozzine erano solo per gli anziani e le protesi in acciaio e carbonio erano cose futuristiche, adatte solo ai robot nei film. Eppure, in breve tempo, mi sono ritrovato a essere proprio un misto tra Robocop e la Barbie. A quel punto c'erano vari modi per riuscire a capire cosa stesse succedendo o come reagire a quella situazione così strana. La prima, la più classica, un misto tra depressione e incazzatura, con una domanda che continuava a rimbombarmi nella testa: perché a me? Ma piano piano, con l'aiuto della mia famiglia, degli amici e dei miei compagni di scherma, sono riuscita a capire che era la domanda sbagliata. Oggi Bebe Vio, direttrice del quotidiano La Stampa, che vi invito ad acquistare. All'interno si ritorna sull'argomento affidiamoci alla curiosità. Guarda che
Sembra una cazzata, ma mica soltanto parlando di disabili, la nostra curiosità bambina e quella dolcezza, quella gioia bambina deve ritornare in noi, soprattutto in questo mese che ci porta verso il Natale, un Natale che in molti vorrebbero rovinare per imporci altri ideali. Noi dobbiamo continuare a sorridere e continuare a credere nel Natale e nel futuro. Lasciamoci guidare, superiamo i nostri limiti nello scoprire gli altri e il mondo. La cultura della disabilità è normalità. La mia missione è farlo comprendere. Così l'editoriale di Bebevio quest'oggi sul quotidiano La Stampa, la giornata internazionale delle persone con disabilità. Già che sono sul quotidiano La Stampa, io ci resto. Scusami, lo so, non dovrei, ma se vuoi io ci resto, anche perché ho selezionato per voi gli argomenti più importanti, ma lo sapete, non vi rompo le palle, non approfondisco, non vi annoio, saltello dinamicamente come un supereroe da un quotidiano all'altro per darvi l'essenziale. Poi ognuno di voi deve decidere di alzare il culo e di scendere a comprare un quotidiano, non magari tutti i giorni, ma almeno uno alla settimana. Che cacchio! La Stampa, guerra, Putin minaccia l'Europa. E uno dice, ma siamo arrivati anche a questo? Perché questo non l'aveva ancora detto, capito? Se vogliono, noi siamo pronti. E questa frase è un po' inedita, non ci pensate? La BCE dice no all'Unione Europea sulla garanzia per un prestito da 140 miliardi destinato a Kiev e basato sugli asset russi congelati, quindi li lasciamo in freezer i soldini dei russi, mica che si incazzino davvero. Se vogliono noi siamo pronti, ha detto Putin, e noi diciamo no, grazie, un'altra volta. L'incontro con i mediatori USA questa notte, tante ore, ma non ci sono novità. Trump che dice in Ucraina è un casino, ma lui magari è anche sincero. Sul quotidiano La Stampa la mette giù molto seriamente. Frode all'Unione Europea. Il Mogherini Gate, bandi pilotati con fondi europei, fermati l'ex ministro degli esteri e l'ambasciatore Sannino. Mogherini Gate. C'è la verità che l'apostrofa come la biondina del PD. Secondo me poco riverente, molto irriverente come apostrofo, però probabilmente il titolista aveva le palle girate in quel momento o c'è qualche motivazione. Chiaro che siamo qui per sentirvi. 340 6709 659, inviatemi un WhatsApp. Questi titoli principali, e come vedete salto subito all'interno del quotidiano La Stampa, che oggi merita l'attenzione perché è l'unico che dà spazio alla giornata internazionale per i disabili in modo importante, dobbiamo riconoscerlo. A pagina 5, altro argomento tosto, passato sotto traccia finora, non per voi che ascoltate questa radio, perché qui se ne parla e come se ne parla. La Lega frena sul decreto aiuti. Si parla di Ucraina, chiaramente. Il testo esce dal Consiglio dei Ministri. Salvini, aspettiamo l'esito del negoziato di Trump. Meloni vuole evitare strappi col Carroccio. Ilario Lombardi scrive questo retroscena, pagina 5 della Stampa, dicendo è il primo atto formale che segna una frenata sugli aiuti all'Ucraina. Il testo del decreto che autorizza le spedizioni militari a favore di Kiev non sarà, come previsto fino a ieri, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di domani, quando Giorgia Meloni tornerà dalla missione in Bahrain. La norma votata una volta all'anno dal Parlamento, che fa da cornice autorizzativa ai pacchetti di armi e finanziamenti, era presente nelle bozze del preconsiglio. Poi, all'improvviso, la Lega ne ha chiesto e ottenuto lo stralcio. Chiaro?
se volete approfondire, oggi c'è un paginone bello grosso sul quotidiano La Stampa. Chiaramente loro rivoltano la situazione, cioè non una vergogna, questo governo deve decidere cosa voglia fare, eccetera. Che cosa ha fatto Salvini? Ha fatto quello che dicevate voi, ascoltatori di Radio Libertà. Chi mi sente ogni mattina ascolta i WhatsApp, e non siete solo voi cittadini che ascoltate questa radio, ma per fortuna una radio ascoltata anche dalla politica, quella di governo. Alle 9 avremo Alessandro Morelli, sottosegretario di Stato, tanto per fare un esempio. Mogherini Gate lo chiama La Stampa in maniera molto formale, quasi raffinato. Appalti truccati e corruzione per formare i diplomatici con fondi europei. Fermati l'ex alta rappresentante e ambasciatore Sannino. Mosca gongola. La Zakharova è tornata all'attacco. L'Unione Europea preferisce ignorare i propri problemi di corruzione, ma fa costantemente la predica agli altri. Io non so se la Mogherini vi stava simpatica oppure no. A me personalmente non mi è mai stata simpatica, ma è una questione mia personale, sono io che ho dei problemi. Ho sempre visto questa signora come una che cosa c'entra lì, capito? Però è una mia situazione, ditemi se la pensate come me o forse ci sono altre problematiche politiche, eccetera. È chiaro che adesso su tutti i quotidiani si parla di lei, la politica e la diplomazia europea, le due vite dell'ex ministra degli esteri. Fu Renzi a volerla nel governo e poi a Bruxelles. Finito l'incarico si è allontanata dal partito, ma non dalle poltrone. Questo lo aggiungo io. Chiaro che, ripeto, tanta pena per chi adesso si trova nei casini. Chiaro che se mi scrivete un WhatsApp al 340 6709 659 per dirmi cosa ne pensate, posso immaginare. Ci facciamo sempre riconoscere, ha scritto qualcuno, che è anche la prima pagina del Fatto Quotidiano di oggi. Adesso ci arrivo. Il giornale di Bebe, vi dicevo, oggi giornata dell'eredità, direttrice della Stampa è proprio Bebe Vio, ma io già vi mollo e vado immediatamente sul quotidiano La Verità, che come vi dicevo ci va giù pesante. Unione Europea corrotta come l'Ucraina, fermata la biondina del PD. A Mogherini e Sannino le stesse accuse che terremotano Kiev. Interessante? Ragazzi, vi posso dire un segreto. L'altro giorno ho parlato con la signora delle stelle, Deborah Bellotti, l'astrologa di fiducia di Non Oggi. Mercoledì prossimo a mezzogiorno la interroghiamo sul nostro e vostro futuro. E me l'aveva prevista sta cosa. Io mi sento un deficiente a dirvelo, me l'aveva previsto, mi ha detto: guarda, succederanno ancora cose in Europa che non ti immagini neanche. Lo sapeva già. Com'è sta cosa? Perquisiti l'ex ministro degli esteri di Renzi, poi alta rappresentante europea, e l'ex diplomatico noto per aver esposto la bandiera del Gay Pride all'ambasciata italiana. Una vita all'ombra di Prodi, Veltroni, Franceschini, puntini. Siamo sul quotidiano La Verità. Il piano Gualtieri è pronto a partire, migranti gratis a casa dei romani. Oh, come siete fortunati voi romani. E poi l'editoriale di Paolo Del Debbio: i sindaci Dem del PD non vedono l'allarme sicurezza, vadano al mercato. È bellissimo questo editoriale, poi magari ve ne leggo qualche riga, ne vale davvero la pena, al di là che vi piaccia Del Debbio oppure no, che guardiate la sua trasmissione, ma è la verità. Proprio sulla verità, è la verità, cioè questi fanno finta di niente, sono percezioni, sì, ci vuole più polizia, ma allora la colpa è del governo, eccetera, e alla fine non si fa niente, ma un giro al mercato questi non ce lo fanno, soprattutto senza scorta. Ecco l'appunto del procuratore contro la Lega, in centropagina sulla Verità. De Rao, ex antimafia, oggi 5 Stelle, in 2 occasioni ha gestito indagini relative al Carroccio, dando indicazioni alle procure. Caso Gallucci, così il procuratore non voleva intercettare i Dem. Salvini a Nordio,
fatti gravi. La sinistra intellò vuole il Green Pass per le idee. Questo scrive Francesco Borgonovo, che avete sentito anche in replica questa mattina all'alba. È partito con la sua nuova trasmissione qui su Radio Libertà, La Cittadella, in onda ogni martedì e ogni giovedì alle ore 13, ma vi dicevo in replica moltissime volte perché davvero merita. Vado all'interno della Verità, eccola qua, pagina 2. Corruzione e frode sui fondi dell'Unione Europea, fermati Mogherini e un diplomatico, presunte irregolarità nei finanziamenti al Collegio d'Europa di cui l'ex ministro è rettore, coinvolto un manager dell'istituto, ma la procura ha chiesto la revoca dell'immunità anche per altri sospettati. Sotto la lente un bando da 654.000 euro che potrebbe essere stato pilotato. Sotto la Mogherini, la biondina del PD, si racconta anche chi è l'ambasciatore gay amico di Zan. È Stefano Sannino, capo del Ministero degli Esteri europeo, si è sposato col compagno a Madrid e ha ricevuto premi per il suo attivismo pro LGBT. Pure lui adesso è indagato. Paginone anche sull'amico gay di Zan. Un altro euroscandalo targato sinistra. Le accuse sono tutte da dimostrare, però va notato che dopo il Qatargate, qualcuno si ricorda questa cosa, è sempre gente del PD. A finire invischiati in un'inchiesta sono ancora una volta i progressisti che negli ultimi anni a Bruxelles hanno fatto il bello e il cattivo tempo e ora devono rendersene conto. Insomma, la figuraccia l'abbiamo fatta nuovamente. Resta l'amaro che questi praticamente fanno davvero il bello e il cattivo tempo in Europa, e infatti eccola qua, ve la sto mostrando, ricordiamo siamo anche in radiovisione, sui social, su Facebook, nella pagina Lega Salvini Premier, in quella di Radio Libertà, su YouTube Radio Libertà, ma anche sul sito radiolibertà.net. Fabrizio Boschi scrive oggi sulla Verità: Lega all'attacco, porte girevoli, predicano trasparenza e poi dalla Russia la Zakharova ironizza, ci danno lezioni e ignorano i loro problemi. Questo è ciò che accade quando incarichi delicati vengono affidati a figure inadatte, come è accaduto a Federica Mogherini, rettrice del Collegio d'Europa, ex alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera. Giova ricordare che l'allora candidata alla presidenza del Consiglio di Bruges non possedeva un dottorato di ricerca, non risultavano pubblicazioni scientifiche di rilievo, pur avendo un curriculum politico di tutto rispetto. Con la sola laurea in scienze politiche non avrebbe avuto i titoli accademici per guidare un'istituzione così prestigiosa. A sollevare il caso fu l'europarlamentare della Lega Paolo Borchia, il quale, attraverso una lettera datata 30 aprile 2020 indirizzata all'ex presidente del Consiglio europeo e dal 2019 presidente del Consiglio di amministrazione del campo di Bruges del Collegio d'Europa, avanzava perplessità sulla candidatura della pupilla di Matteo Renzi. Nel 2014 la Mogherini è stata ministro degli esteri nel suo governo, alla carica di rettore del Collegio d'Europa. I dubbi arrivavano soprattutto dal mondo accademico. La posizione per cui si è candidata la dottoressa Mogherini, scriveva Borchia, richiede un solido background accademico, nonché una comprovata esperienza nell'amministrazione di un'istituzione accademica. Tuttavia l'ex alto rappresentante non sembra aver completato alcun ciclo di studi di dottorato, soprattutto confrontando il curriculum della Mogherini con quello degli altri candidati. E l'articolo prosegue, e poi naturalmente ci sono le varie frasi, commento di altri eurodeputati. Susanna Ceccardi: ennesimo segnale di come l'Unione Europea predichi trasparenza e moralità, mentre nei suoi palazzi continuano a prosperare circuiti opachi, favoritismi, centri di potere sottratti al controllo democratico. L'eurodeputato di Patrioti per l'Europa, nonché vice segretario della Lega, Roberto Vannacci, attacca: e questa è l'Europa che ci hanno venduto come modello? Un sistema dove chi predica trasparenza
finisce sotto indagine per corruzione? La verità è semplice, la sinistra governa l'Unione Europea da anni e questo è il risultato: sprechi, privilegi, opacità. Il senatore leghista Claudio Borghi affida il suo commento a X: com'è la storia? Se li arrestano vuol dire che il sistema è sano, no? Bagni d'oro docet. E lo stesso fa l'ex senatore leghista Simone Pillon. Ciao Simone, è del PD. Ce la fate a scriverlo? Punto di domanda. E si prosegue, siamo oggi sul quotidiano La Verità, che giro nuovamente per arrivare a Putin, tratta con Witkoff e avverte l'Europa: se vuole la guerra noi siamo pronti. Ma in taglio basso, muro della Lega sulle armi a Kiev, in bilico la proroga dell'invio di aiuti. Slitta il decreto sulle forniture militari che rischia di non arrivare al Consiglio dei Ministri di domani e pare che non ci arrivi proprio. Articolo di Flaminia Cammelletti. Una consegna tempestiva di aiuti militari per Kiev a titolo non oneroso per la parte ricevente, aiuti elencati in un documento non classificato dal contenuto quindi segreto, così come gli altri. Il 12° pacchetto di aiuti per Kiev non può essere diffuso. Questa volta però i malumori non si celano. Lo scandalo corruzione del governo di Zelensky è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. La misura è colma, mormorano soprattutto all'interno della Lega. Per questo il decreto, che avrebbe dovuto essere votato domani in Consiglio dei Ministri, è improvvisamente sparito. E prosegue l'articolone anche con l'intervento di Claudio Borghi Aquilini, che già ascoltate su queste frequenze ogni martedì sera con il nostro collega Antonino Danna. Giro di nuovo nelle pagine. E a proposito appunto di Paolo Del Debbio, città ormai invivibili, ma i sindaci Dem vivono sulla luna. Torino, ostaggio dei centri sociali. Milano, preda dei Maranza. Bologna, razziata dai Propal. Ma per i primi cittadini è tutto ok. Signori, articolone quest'oggi che riassume un attimino queste che sono le nostre battaglie quotidiane per sopravvivere in queste grandi città, e io aggiungo anche in quelle più piccoline, perché gira veramente gentaglia. Se volete il consiglio, oggi il quotidiano La Verità è proprio potente e vale la pena di acquistarlo. È chiaro che se siete particolarmente rivoluzionari e soprattutto se non siete della Lega, il Fatto Quotidiano oggi è ancora più divertente, perché in centropagina, eccola qua, ci facciamo sempre riconoscere. Una frase che mi state scrivendo in tantissimi. Io oggi tutti a comprare il Fatto Quotidiano, bastardi, al 340 6709 659. Eurofiguracce, Mogherini fermata, leggi Nordio bocciate, ci facciamo sempre riconoscere. Appalto truccato, la ex delegata agli esteri e altri italiani nei guai, con i giudici belgi nell'anticorruzione UE torna mezzo abuso d'ufficio. E chiaramente, signori, non possiamo che applaudire a questo bel titolo, che tu dici ti applaudi, ma la figuraccia l'ha fatta anche l'Italia. No, ma che dici mai? Assolutamente. Ancora sul quotidiano Il Giornale, un'altra titolazione con doppio e triplo senso: appalti miei Prodi. Non è male, appalti miei Prodi, stiamo parlando appunto di una figlia di Prodi, di Veltroni e di tutta questa tipologia politica. Oh, mica l'ho detto io, l'ha scritto La Verità, non oserei mai. Scandalo nell'eurosinistra, appalti miei Prodi, titola oggi Il Giornale. Corruzione, fermati a Bruxelles l'ex commissaria UE Dem Mogherini e l'ex consigliere diplomatico del professore. Di spalla lo scontro Propal, c'è ancora la sua faccia, ma c'è anche quella della Boldrini, albanese scaricata perfino dalla Boldrini.
Prime prove di partito musulmano con la regia di Mimmo Lucano. E avevi dei dubbi? Lucano ti dà una mano, soprattutto ai musulmani. E allora, signori, so che siete molto curiosi. Inviate il vostro commento al 340 67 09 659, perché tra pochi minuti io lo leggo, tra pochi minuti torniamo anche sul quotidiano Il Giornale e subito c'è Fiamma Velo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ma è finita, ma non si può rimettere da capo, dai, è dolcissima questa versione di Last Christmas degli Wham. Bravo, bravo, Francesco ve la rimette da capo, giusto? Un salto nel 1984 e dopo 2 anni gli Wham si sarebbero poi sciolti, siamo rimasti malissimo, ma d'altronde George Michael ha voluto fare tanto successo anche da solo. Bella questa versione di Fiamma Velo che ha preparato per voi tanti piccoli cadeau natalizi musicali se la cercate sul suo canale YouTube. Fiamma Velo, Last Christmas. Ah, senti. Hai fatto l'albero di Natale? Non ancora, neanch'io, guarda. È il primo anno, ragazzi, e lì capisci che i ragazzi stanno diventando più grandi. Tabata ed Elia hanno ormai 14, quasi 15 anni a febbraio e l'albero di Natale non è più quella priorità che veramente, però arriva. Nelle prossime ore penso che questo weekend non ci sono scuse, lo facciamo anche perché i nostri 3 gatti aspettano, sì, il divertimento lo facciamo per loro, l'albero di Natale, mica per noi. Oh ragazzi, quanti messaggi sono arrivati? Siete impazziti completamente stamattina. Cosa ho detto? Cosa ho fatto per risvegliare in voi
Certo che i dem a Bruxelles si fanno sempre riconoscere e come ti dicevo, sono come i lupi, perdono il pelo ma non il vizio, mi scrive qualcuno al 340 6709 659. Vai al sodo, ovvero oggi è la festa tua. Grazie a chi mi dà del disabile, ma è proprio così, signori, te lo dico, non è un'offesa. Ognuno di noi ha un'importante disabilità più o meno accentuata. A volte riusciamo a nasconderla anche abbastanza bene, a volte, vi dico la verità, non ce ne proprio può fregare di meno di nasconderla, ma mi va bene così, anzi ci scherziamo e ci ridiamo. Ieri ho ascoltato La Cittadella di Borgonovo, non ci siamo, troppo molle, troppo corretto e indulgente, troppo paziente, anche quando il suo ospite dei Fratelli Musulmani diceva delle idiozie, affermava falsità, usava un tono abbastanza fastidioso nei confronti degli altri ospiti. Basta buonismo e con i falsoni esperti di tachia si risponda a tono, anzi di più. Bravo Luigi Borgonovo che ci ascolta, sicuramente prende nota, però Luigi ha appena ricominciato la trasmissione, cioè se gli fai fare subito i fuochi artificiali ci chiudono subito la trasmissione. La Cittadella in onda ogni martedì, ogni giovedì alle ore 13, e non è la stessa puntata, sono due differenti, ma la trovate in replica molto spesso poi negli orari più strani della giornata. Mogherini Gate, la Meloni riferisca in Parlamento d'urgenza, vero? Non è Putin che minaccia l'Europa, ma il contrario, se lo siamo dimenticati quante volte lo ha fatto l'Europa, ci scrive Gio da Varese. Da disabile il mio sogno, il mio mondo che non c'è. Non è una società affidata alle donne che molti elogiano in modo cerimonioso come se fosse la migliore delle realtà possibili, ma un vero mondo al contrario, dove a dirigere questo folle pianeta fossero persone con invalidità, perché vivono reali difficoltà come angeli caduti in terra, trattenuti da sofferenze e ostacoli più o meno grandi e quasi sempre conoscono il dolore. Un abbraccio, Gianluca da Milano. Bravo Gianluca, siamo con te e vedo che anche tu sei con noi e sono d'accordo che su qualche palco importante dovrebbe salire qualche disabile in più, o forse me ne basterebbe uno, perché sui palchi importanti non ce n'è uno di disabile. Ci sono gay, lesbiche, transessuali, pansessuali, ci sono quelli che ne hanno combinate di tutte nella vita, robe veramente da vergognarsi, ma un disabile niente. Buonanno insulta la Mogherini al Parlamento europeo. Allora, Buonanno, un ricordo pazzesco. Grazie a chi mi invia questo ricordo. Chiaramente io non mi permetto di mandarlo in onda, non potrei mai. Mandiamolo in onda, prego, vai sul cursore. Sentiamo. Grazie, signor Presidente. La discussione del Congo vedo che appassiona molto quest'Aula. Vedo che c'è un grande fermento. Mi sembra di essere nella pensione Mariuccia che c'è in Italia, dove ci sono praticamente i pensionati che giocano a carte, che fanno due parole nell'attesa che arrivi la sera per fare la cena. Poi vedo l'alto rappresentante degli esteri e ovviamente della sicurezza, la Mogherini, qui presente, che in una frase poetica che le voglio dire, signor rappresentante, visto i risultati che ha avuto non nel Congo, dove mi piacerebbe che lei andasse e non tornasse più indietro, ma in Ucraina, dove è andata la Merkel a parlare poi con Putin su questo problema insieme a Hollande, lei conta un emerito, mi scusi il termine, cazzo, lei non conta nulla, dico nulla in questa Europa, e per svegliare quest'Aula, voi dormite in piedi, l'Europa non conta niente, svegliatevi un po', svegliatevi, Con la tromba da stadio. Siete addormentati, noi abbiamo bisogno di un'Europa. Ride anche la Mogherini. Vielen Dank, Herr Kollege Buonanno. Gli è chiuso il microfono. You have not the floor anymore. Bei tempi. Herr Kollege Buonanno si dice. Niente, non impara. Con un ricordo al grandissimo Buonanno scomparso e naturalmente si cerca di scherzare anche su questo fatto terribile della Mogherini,
fermata, non si dice arrestata, ma si dice fermata. Ciao Sammy, la Mogherini, una raccomandata incapace che non si capisce come abbia fatto ad arrivare lì. Ah già, è vero, concedendo favori a suon di mazzette. Chiaramente io prendo distanze da questi modelli irriverenti di certi ascoltatori. Chissà perché mi viene in mente Di Maio, scusami, ma non c'entra un benedetto niente. Perché mi viene in mente Di Maio? Non lo so. Scacciate via questa mosca che mi ha fatto venire in mente Di Maio. La santa corrotta Ucraina ha fatto la guerra civile per 10 anni contro i russofoni. La Russia non fa guerra all'Unione Europea, ma è l'Unione Europea che vuole far guerra alla Russia. Ci scrive Graziella. Bene, è il caso che mi fermi perché ci chiudono la radio. Vedo già gli sgherri che hanno oltrepassato i controlli dell'entrata di via Bellerio. Entro sul quotidiano Il Giornale, signori, che vi dicevo è molto potente, oggi titola Appalti miei Prodi, e all'interno, eccolo qua, immancabile, a pagina 7, il vostro pensiero. Kiev slitta il decreto armi, i dubbi di Salvini sull'Unione Europea, scrive Adalberto Signore come retroscena. Il provvedimento non sarà al Consiglio dei Ministri di domani. La Lega frena e attacca Bruxelles per lo scandalo appalti. Nella maggioranza minimizzano tutti e ripetono come un mantra che si tratta solo di un semplice slittamento. Quel che è certo è che non arriverà di qui a pochi giorni il via libera al decreto armi per l'Ucraina, che nell'arco di una mattinata entra e poi esce dall'ordine del giorno del Preconsiglio dei Ministri. In programma oggi pomeriggio alle 16 l'incontro tecnico dei capi di gabinetto e capi legislativi dei ministeri che precede la riunione del governo. E qua mi fermo, signori, ma è un paginone tutto dedicato a voi perché, lo ribadisco, siete voi. Siete voi. Siete voi che in queste settimane, in questi mesi, avete chiesto alla Lega di fermare tutto. Ok? E la Lega vi ha risposto. Ok? Adesso vediamo cosa succede, perché attenzione, può accadere di tutto. Anche ad Atreju, signore, a pagina 8 il giornale è già gentile, ma c'è anche una certa allegria, parlando del Atreju di quest'anno, questa convention di Fratelli d'Italia che parte nei prossimi giorni. Casa Giorgia, scrive oggi il giornale a pagina 8, aggiungendo Atreju si fa pop, da Conti a Venier, la Venier arriva, ecco gli ospiti della Kermesse senza trampismo. Quindi Conti, ma arriva anche Conte, ma Conti quello di Sanremo, ci sarà tutta l'opposizione tranne Schlein e Landini. Focus sulla giustizia in vista del referendum, 9 giorni di incontri dal 6 al 14 con 450 relatori per 82 panel. Adalberto Signore scherza, il suo incipit è più Sanremo, meno maga. E guarda che non è male sta cosa, cioè visto che la politica sì, piace, ci infervora, ci fa arrabbiare, ma dobbiamo avvicinare più persone alla politica, specie quella che pensiamo sia davvero buona politica, e tiriamo dentro gente che non c'entra un cazzo, ma certo, e che anche coraggiosamente viene alla kermesse di Fratelli d'Italia, mica del PD, ragazzi, direi che la notizia c'è. Poi è chiaro, adesso dovete essere voi che alzate il culo, scendete di casa, andate dal vostro giornalista marocchino e gli comprate il quotidiano Il Giornale per capire quanta bella gente arriverà a Sanremo, ad Atreju, la convention che parte nei prossimi giorni con Fratelli d'Italia. Buone notizie dall'Ocse, ma siamo solo a pagina 12 e quasi tutti i quotidiani non ne parlano. L'Ocse inverte la rotta e promuove l'Italia. Nuovo record dell'occupazione è al 62,7%, manovra pronta all'intesa con le banche.
Paginone oggi sul giornale, con Parigi che plaude al consolidamento dei conti pubblici, garantisce la credibilità sui mercati e a ottobre i posti di lavoro sono aumentati di 75.000 unità. È chiaro che la sinistra dice: e i giovani? Ah, c'è sempre qualcosa che non va. Beh, ragazzi, per i miracoli, lo sapete, c'era solo Berlusconi. La sinistra in fuga dall'Albanese, persino la Boldrini ora la scarica. Signori, notizione oggi è veramente la rassegna di Sammy Varin con popcorn, patatine, rutto libero. Se sono le 8:15 del mattino non è poi il massimo, ma siccome vado in replica anche la sera, tra le 8 e le 9 di sera, ci può stare. Le sue parole sull'assalto alla stampa, le parole dell'Albanese, eccessive pure per chi l'aveva glorificata. La funzionaria contro la sindaca Dem di Firenze: il mio esilio non sia perpetuo, perché la sindaca Dem di Firenze ha detto no. Coraggiosa. L'imam pro 7 ottobre ora diventa un martire, chiaro. Bisogna anche stare attenti a quello che si scrive, perché poi ti entrano in redazione, ti pasticciano tutto. Anche i collettivi francesi si uniscono alla lotta. Il leader islamico aspetta l'espulsione, i PM hanno archiviato, la gauche attacca il governo, danni al dialogo religioso. Shahin, il caso di Torino. Tutto normale, a quanto pare non c'è niente di male nell'approvare gli attacchi del 7 ottobre. La sinistra poi non ha niente da dire di fronte all'imam Shahin, che considera Hamas una legittima resistenza e si dice d'accordo con la data del massacro perpetrato in Israele, e figurarsi si hanno da eccepire nel cosiddetto partito musulmano, signori, che arriva, e come che arriva. Basta guardare i presepi che spariscono proprio nella terra che il presepio l'ha inventato. E i Dem radunano gli ultrapropali in Sicilia, le prove del partito musulmano. Il PD di Siracusa riunisce, non ci penserete mai, proprio lui, Mimmo Lucano, i reduci della flotilla e il sindaco di Gaza. Ragazzi, veramente un piatto sopraffino, prove di campo largo, attrazione islamica, scrive Domenico Di Sanzo in un articolo imperdibile a pagina 15 del quotidiano Il Giornale. Nonostante la tregua a Gaza e il declino dell'entusiasmo per il movimento Pro-Pal, continua il dialogo tra una parte della sinistra e il mondo islamico. Signori, tutto da leggere questo articolo, è chiaro che ve lo dovete procurare, il quotidiano Il Giornale, c'è poco da fare. A Bologna quella scorciatoia per premiare la reattrice ONU, perché ormai, insomma, l'Epore gliel'ha promesso, non può fare figure di merda. Il comune ha utilizzato una delibera d'urgenza per la cittadinanza onoraria. L'urgenza è rallentata. A Bologna, con l'amministrazione di Matteo Lepore, succede anche questo, una delibera che a ottobre era stata proclamata urgente, tanto da ricorrere all'articolo bla 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 bla, la cittadinanza onoraria Francesca Albanese, che però ancora non arriva, e ora difesa con una prudenza che nasconde imbarazzo. Ma state tranquilli, Bologna è Bologna, lo sapete chi comanda lì, assolutamente sacro PD, e la cittadinanza all'albanese arriverà. Imperdibile anche la pagina 16 del quotidiano Il Giornale, perché andiamo a intervistare il maestro dei presepi napoletani, Vincenzo Capuano. Mai statuine wok dentro la capanna, solo mamma e papà. Sto aprendo le braccia. Io lo amo, lo amiamo. Vincenzo Capuano, il maestro dei presepi napoletani, dice: siamo aperti all'attualità, ma senza negare le tradizioni. Vincenzo Capuano, lei ha mai sentito parlare del presepe wok? Io wok non so nemmeno cosa voglia dire, so solo che dentro la capanna ci stanno una mamma sola e un papà solo. Eccola la risposta napoletana più verace al presepe politicamente corretto. Altro che due madri, due padri. Dal 1840 i Capuano di Napoli costruiscono presepi artigianali. Vincenzo è la quarta generazione e sanno bene che la capanna non si tocca. Niente mezzalune al posto della cometa, niente Gesù islamico e due mamme LGBT.
Ma di che parliamo? Il presepe è il presepe, resta così come vuole la tradizione, altrimenti diventa altro. Noi raccontiamo la storia di una famiglia che, diciamolo, è già abbastanza particolare. Paginone oggi con l'intervista a questo maestro del presepe napoletano, Vincenzo Capuano. Oggi sul quotidiano Il Giornale a pagina 16, che prosegue il suo Presepe Pride, termine bruttissimo, perdonatemi, mi fa veramente vomitare, però questo serve per difendere la natività. Grande entusiasmo per l'iniziativa del quotidiano Il Giornale, che ogni giorno vi regala una statuina. Oh, mica vera, ragazzi, ma non costa troppo queste robe. Oggi l'oste. Sono statuine raffigurate in 3D, molto belle, disegnate, c'è la foto, e che cavolo è? Le ritagliate e vi fate il vostro presepe di carta, ok? Bellissima idea, ma c'è anche la testimonianza di Albano che dice: basta offese alla nostra cultura. Il cantante plaude alla nostra battaglia, non rinunciare alla tradizione. Intervista con Albano, grazie a Oara Borselli, quest'oggi sul quotidiano Il Giornale. E io proseguo con la battaglia vostra riguardo certe situazioni che succedono, secondo me, soltanto qua in Italia a questo punto, e c'è il Tempo che si sta portando avanti questa battaglia ormai da mesi, facendosi pure molti nemici. Poi adesso è arrivato come direttore Daniele Capezzone, ti puoi immaginare. Oltraggio alla cappella, scrive il Tempo in prima pagina, non era Acquasanta. Viaggio nel degrado della stazione Termini di Roma. La chiesa dello Scalo Romano profanata dal clochard che urina nell'acqua santiera e molesta la nostra cronista. Il parroco chiude il luogo sacro, troppa blasfemia, e a Piazza Vittorio pericolo costante di aggressioni. E prosegue appunto questa inchiesta, che è la nostra inchiesta, perché si parla della stazione Termini di Roma, non so se ci siete passati almeno una volta, è terribile, ma si parla anche di quella di Milano, di quella di Gallarate, se volete, di quella di Bologna, non ne parliamo, ma mica solo la stazione, signori. Sempre sul quotidiano Il Tempo, i sindaci PD salvano l'albanese e dopo il monito ai giornalisti lei attacca il Tempo e la Verità. Subito all'interno, perché potentissimo oggi, soprattutto se siete di Roma, il quotidiano Il Tempo, nella cappella della stazione l'acqua santa diventa pipì. Atti osceni, bisogni nella chiesetta ostaggio dei senza tetto, l'appello di Don Mimmo, sono costretto a chiudere le porte, cioè gli hanno messo la chiesetta ai senza tetto, ma i senza tetto ci pisciano dentro. Piazza Vittorio, terra di sbandati, e la sera scatta il coprifuoco. Stiamo sempre chiaramente parlando di Roma. Asse alla Sapienza tra musulmani per Roma e cambiare rotta contro il DDL antisemitismo. Riunione a lettere, nel mirino il disegno di legge di Gasparri, così il partito degli islamici cerca appoggio nei comunisti pro Pale. Attenzione, questi l'appoggio lo trovano chiaramente se nasce il partito degli islamici. Con chi si allea secondo voi? Dai, cercate di indovinarlo. Dopo il presepe islamico arriva Gesù decapitato, signori, questa vi manca, ne parla oggi il quotidiano Il Tempo. Borchia, capodelegazione della Lega al Parlamento Europeo, gli islamici tornino al loro paese. Com'era? Ciapa il Camel? Ve la ricordate? Mamma mia, lo dicevamo tanti anni fa, quando ci chiamavamo Radio Padania Libera e qualcuno si stracciava anche le vesti. La denuncia dell'eurodeputato dopo i fatti di Bruxelles, insulto della nostra fede e della nostra natura cristiana. Ora a Bruxelles decapitano anche il piccolo Gesù bambino. Dopo il presepe islamico comparso a Bruxelles con i volti delle
praticamente non ci sono più, sono delle pedine senza volto, sono state pistellate di nulla, perché bisogna integrarli, no? E quindi non sai se la Maria, Giuseppe e il bambino sono bianchi, sono neri, sono felici, sono contenti. Cosa sono, signori? Dopo le proteste dei Propal contro il presepe, ora hanno addirittura decapitato la statua di Gesù. Li ho già sentiti quelli che tagliavano le teste, ve li ricordate? Un gravissimo insulto della nostra fede e alla nostra natura cristiana. In tutta la Francia e in Europa si moltiplicano ormai questi episodi. Agli islamici non piace il Natale? Tornino al loro paese. Noi vogliamo festeggiare il Santo Natale proprio come l'abbiamo sempre fatto, signori. Articolone di Gianni Di Capo a oggi sul quotidiano Il Tempo. Vado su Repubblica, sì, scandalo a Bruxelles, fermati Mogherini e Sannino, molto arida la prima pagina del quotidiano La Repubblica, pronti alla guerra con l'Europa, il virgolettato, Putin attacca, è un ostacolo alla pace in Ucraina, poi il vertice con Witkoff, nessun accordo sui territori, Trump lo dice chiaro, situazione non facile, è un casino, Zelensky, la mediazione degli USA, temo perdano interesse. Apparizioni e sparizioni, dico io, in prima pagina su Repubblica, infatti, armi a Kiev, Salvini frena Meloni, il decreto appare e scompare in Consiglio dei Ministri. Siamo maghi noi della Lega. E subito a pagina 7, eccolo qua, armi a Kiev, giravolta governo, Salvini frena Meloni, rinvio. Palazzo Chigi decide di inserire il decreto per gli aiuti 2026 all'Ucraina nel Consiglio dei Ministri di domani, poi scatta il veto della Lega. Tommaso Ciriaco e Lorenzo De Cicco, un decreto fantasma, appare al mattino, scompare poche ore dopo, cancellato dall'ordine del giorno ufficiale di Palazzo Chigi che elenca i provvedimenti destinati al tavolo della riunione tecnica che precede ogni Consiglio dei Ministri, in questo caso fissato per il 4 dicembre. Un giallo, un caso politico. Oh ragazzi, glielo spiegate a questi giornalisti di Repubblica, com'è la situazione? Un giallo, un caso politico, perché il decreto rappresenta il pilastro del sostegno italiano all'Ucraina. La Lega vuole rallentarlo, se non addirittura affossarlo. Ragazzi, non è la Lega, siete voi ascoltatori di Radio Libertà. È il popolo non soltanto della Lega, ma di gran parte del centrodestra e non solo del centrodestra, Avete bussato più volte a questa radio su questo argomento. Questa radio è un collante con la buona politica. Non sempre ci riusciamo, devo dirlo, soprattutto nella buona politica, lo sapete, quando fai parte di un ingranaggio poi ci sei dentro e devi girare, ma qualcosina riusciamo anche a portare, dei vostri giudizi, dei vostri pensieri, perché questa radio viene ascoltata dalla politica. Qua mi fermo, ma chiaramente se ne parla a denti stretti oggi a pagina 7 del quotidiano La Repubblica, così come a denti strettissimi a pagina 8 lo scandalo nella diplomazia UE, fermati Mogherini e Sannino accusati di frode e corruzione. Si indaga su un appalto al Collegio d'Europa di cui l'ex ministra è retrice, in camera di sicurezza con lei e l'ambasciatore, un dirigente italo-belga. L'intervista a Nardella, un fuoco di paglia per danneggiare il nostro paese. L'ex commissario ha fatto sempre un ottimo lavoro. Gli attacchi da destra sono garantisti a giorni alterni, indulgenti solo con gli amici. Nardella, parlamentare europeo del PD, è stato sindaco di Firenze, anche lui nel giro dei parlamentari europei, non capite male, giustamente difende la Mogherini, bravissima ragazza, ma ci crediamo anche noi. Sempre su Repubblica, e qui non si può non sorridere signori, ma è Atreju questo, attori, sportivi, volti TV, Atreju in salsa a Sanremo,
Conti, Venier, Ezio Greggio, Raul Bova, Buffon, tutti alla festa di Fratelli d'Italia con leader di partiti e ministri. Al via da questo sabato per 9 giorni e torna pure Fini. Ragazzi, cioè manca solo la Schlein e Landini, un buon motivo per andarci, però ragazzi mi viene anche a me la tentazione, Carlo Conti, Raul Bova, la Mara Venier, Buffon, Ilaria D'Amico, ragazzi, che invidia, eh? E noi che a Pontida siamo sempre lì a mangiare salamelle e a pensare alla politica. Qui ci si diverte ad Atreju. Scherzo, dai, però ti dico apprezzo perché di questi tempi, con la crisi pazzesca del voto, la politica, è importante far vedere che si parla e che si ascolta anche con personaggi noti, che non penso che tutti questi voteranno Fratelli d'Italia, però ci stanno a dire la loro su cosa sta accadendo in questo paese, su come migliorare questo paese. Ed è bellissimo, ragazzi, che non salgano soltanto alla festa del PD, ma anche qualcuno che non è del PD. Bella notizia, pagina 22, signori, un paginone che parla di scuole eccellenti d'Italia. Signore e signori, qual è la scuola migliore? È in Veneto. In Veneto il liceo migliore, bocciati i quadriennali, Eduscopio 2025, la ricerca della Fondazione Agnelli, sotto esame il percorso breve, alunni meno preparati. Signori, dietro una facciata in cortina di mattoncini rossi c'è una scuola che stavolta ha registrato le migliori performance, è il liceo scientifico di scienze applicate Giovanni Battista Ferrari, che si trova ad Este in provincia di Padova. Complimenti, ma soprattutto complimenti alla regione Veneto che ospita le scuole più belle, più eccellenti d'Italia. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. il meteo.it presenta le previsioni del giorno. La pressione atmosferica non è stabile sul nostro paese, mentre un vortice ciclonico si avvicina da ovest. In mattinata avremo cieli coperti un po' su tutte le regioni settentrionali, con qualche fenomeno sulle Alpi occidentali, nevoso dagli 800 metri. Piogge sparse in Sardegna, situazione migliore sui restanti settori. Nel pomeriggio non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Cari amici, care scette, cari siure, cari tutti di Radio Libertà, Alberto Acerbis è qua anche stamattina. Non dimentichiamo l'olio però, cioè confezione di Natale è una cosa che inizia e finisce, numero chiuso, perché tu devi regalare qualcosa che non è che poi a Santo Stefano vedi il panettone che ti regalano se prendi le calze, detti anche scalfarì, cioè cerchiamo di capirci, cioè parliamo di un regalo particolare che fa davvero la differenza nella qualità dei prodotti né come viene presentato. Detto questo, stiamo raccogliendo l'oliva ancora per 20 giorni, l'olio nuovo è pronto. Mio nonno in questo periodo mi diceva: Alberto, vecchè Alberto, l'olio bulve è sempre a galla, in francese, in italiano Alberto vieni qua, l'olio buono viene sempre a galla. Quindi se volete le 6 bottiglie per dicembre, ma ne ho ancora 2, ne ho ancora una, aspetto, vediamo. Allora, guardate che noi roba di importazione no, quest'anno poche olive belle, poche belle, olio meraviglioso, prezzo vecchio. Io dicembre e gennaio vi garantisco ancora questa roba, poi permettetemi a gennaio ne riparliamo. Se volete l'olio Acerbis, se lo pensate come un qualcosa di diverso, a parte che con 6 bottiglie fai 6 regali, chiama 030 68 44 08 o visita olioacerbis.com e chiedi informazioni. Puoi parlare con me, con la Mira, se sono qua, chiedete di me, fate quello che volete, io sono qua, vi voglio bene, alla prossima.
Giorno migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli €99 anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Le ragazze del 1960, quelle con la gonna blu, coi capelli raccolti a coda di cavallo, come non si usa più, quelle che sembri tu sui manifesti di quel film. Le ragazze del 1960, quelle sulla Vespa e via, senza chiavi di casa, senza soldi in tasca, sul muretto in compagnia, pagine di nostalgia che va via. Sei tu, ragazzina, sei tu che non passi più qua giù sulla via di casa mia. Sei tu, ragazzina, sei tu che non torni più, sei tu al telefono, i sogni che svaniscono con te. Le ragazze del 1960, povere ma belle così, con gli amori legati ad un granello di sabbia, quelle che a rubargli un sì dicono 1000 no, giurando forse, non lo so. Le ragazze del 1960, quelle delle canzoni, con la radio sparata, l'uomo sulla luna, passano le stagioni e l'universo va, se ne va. Te, ragazzina, con te che non passi più qua giù sulla via di casa mia. Sei tu, ragazzina, sei tu con la gonna blu, sei tu al telefono, che sogni che svaniscono con te. Ragazzina, sei tu che non passi più, sei tu al telefono, che sogni che svaniscono
con te. Porca, che atmosfera da night, da crooner, signori, bello, 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 ci piace, lo amiamo questo genere e sono contento che venga ancora ripreso, chiaramente non dai giovani, purtroppo, io spero sempre in una sorpresa sanremese, in questo caso da Franco Michalizzi, compositore di colonne sonore e di pezzi bellissimi, che ha regalato ad Angelo Trane questo pezzo intitolato Le ragazze del 1960. Su musica di Franco Michalizzi, il testo è di Carla Vistarini, autrice di storiche canzoni scritte per artisti come Ornella Vanoni, Mia Martini, Renato Zero, Mina. Trane è cantante, pianista, sassofonista tra i più apprezzati in Italia. Lo conoscevate? No, perché è di nicchia. Angelo Trane, Le ragazze del 1960, bella canzone da vedere, c'è anche un bellissimo video su YouTube. Con il buon mattino rinnovato, io sono Sammy Varin, questa è Radio Libertà, sono le 8:39, siamo in diretta, ma un saluto anche a tutti quelli che ci prendono sulle piattaforme più strane e strampalate, un giorno ci siamo, l'altro chissà, dipende cosa diciamo e cosa facciamo. Per essere sicuri di non perderci mai, vi consiglio la Radio DAB. Certo, ogni radio ormai in vendita negli ultimi anni ha, oltre all'FM e la M, anche la banda DAB, DAB. Cliccate DAB, estraete tutta l'antenna, vi fa la ricerca automatica e poi in ordine alfabetico cercate Radio Libertà. Questo è il metodo per essere sicuri che non ci cancellano da qualche piattaforma, come spesso accade su Facebook, su YouTube. Cercate Lega Salvini Premier su Facebook, lì è già più difficile bloccarlo perché è un contatto con più di 1 milione di follower e Facebook non è mica scemo, capito? Oppure cercateci sul sito radiolibertà.net o sulla app di Radio Libertà che potete tranquillamente, gratuitamente scaricare. WhatsApp, e vi ringrazio naturalmente per la vostra gentilezza, siete forti. Ho acceso qualche miccia questa mattina, non lo so, ma le notizie a quanto pare vi hanno galvanizzato, chissà come mai. Poi lo chiediamo ad Alessandro Morelli che arriva alle 9. 3406709 659 per inviare il vostro messaggio. Ruggero ci scrive: buona giornata Sammy, nessuna fiducia nella giustizia europea. Dove sono finite le precedenti indagini riguardo alla baronessa e Panzeri? Mogherini e Sannino faranno la stessa fine. Oblio. WhatsApp, al titolo del giornale si vede già la mano di Cerno, grande Pietro. Ormai è assodato, Mimmo Lucano si è convertito all'Islam. Ragazzi, veramente che faccia da trade union questo con il PD e il partito musulmano, Propal e compagnia bella, fa veramente impressione. La Lega ha l'occasione di dimostrare a tutti gli italiani che è giunta l'ora di dire basta all'invio di armi all'Ucraina, ci scrive Battista. È vero, ma ripeto, io sono contento, mi onoro di lavorare in una radio come Radio Libertà che ci riesce a malapena a pagare lo stipendio quando ci riesce, ma che porta davvero le idee, il pensiero dei cittadini alla politica. Nessun'altra radio fa una cosa del genere, non ne sono capaci, non possono farlo, capito? Hanno degli editori che non ti lasciano dire o fare certe cose. Ilvan, Saldo, Fincantieri, 3 giganti, orgoglio della nostra industria pesante, non devono essere svendute, ci scrive un altro ascoltatore. Vai Sammy, iscriviti al PD che un rettorato senza qualifiche, lauree e dottorati te la daranno in 448, è vero. Ma quale mazzette, questa è andata avanti, non posso dire come è andata avanti. Enzo, censurati da solo, dai. A me sembra che sia la prima collaborazione tra Trump e Putin per porre fine alla guerra, scrive Antonia. Presepio prima, record di cassa integrazione in provincia di Brescia, altro che Ocse, ci scrive Marco il
comunista. Caro Semmi, buongiorno. L'Europa 3 anni fa doveva far ragionare Zelensky e evitare una catastrofe. L'Ucraina perderà ugualmente i territori. Abbiamo speso una barcata di miliardi inutilmente ed è stato distrutto un paese. Un buon capo di Stato cerca di evitare sofferenze al popolo e di ottenere il meglio. Se Zelensky avesse fatto accordi con la Russia, probabilmente erano più vantaggiosi e non avrebbe distrutto lui e l'Europa. Ma avere tanti miliardi tra le mani, puntini, puntini, ci scrive Beppe. La inutile Mogherini, ecco, è un termine che risuona, ma come risuonava un po' di anni fa, avevamo la sensazione che fosse inutile la Mogherini, senza insulti personali, naturalmente, ci mancherebbe, però avevamo la sensazione che cos'è messa lì a fare? A cosa serve? La inutile Mogherini messa dal PD a Bruxelles come chissà perché mi viene in mente ancora Di Maio, ma cosa c'è questa zanzara fastidiosa oggi come referente della politica estera euro? Non ha mai fatto nulla per l'Italia, ma molto pare per sé. Io prendo le distanze, sono anch'io garantista assolutamente, come Tajani. Io Tajani una persona sola, nessun garantismo. Come Tajani? No, è Crosetto che dice che quel tizio lì abbiamo sbagliato a capire la traduzione. Lascia stare, parliamo un'altra volta. Come Lega, dopo lo stesso scandalo dei precedenti arabi, finito in un non nulla con altri del PD, dobbiamo spaccargli le ossa in ogni luogo pubblico politico. Politicamente intendeva Maurizio. Vi devo anche censurare adesso, ditemelo se vi devo censurare, ma Bonanno è un grandissimo, ve l'ho fatto sentire Bonanno con il coso da stadio. Non c'è più un Bonanno in Parlamento, non c'è nessuno con un par di palle. Ma a dire la verità ti bloccano. Cosa siamo, in dittatura conclamata? È arrivata l'ora di isolare i guerrafondai. Speriamo che Salvini non faccia marcia indietro come molte volte fa. Non è che fa marcia indietro, è che siamo, te l'ho detto, in una maggioranza di governo e quando poi parte la polemica terribile e a quel punto devi decidere se stai e devi stare dentro nell'ingranaggio e se no esci, questo è un problema e ci credo, è un problema. Ancora WhatsApp, sono tantissimi questa mattina al 340 6709 659, abbiate pazienza, li leggerò anche perché lo sapete siamo in diretta fino alle 9:30, ma poi alle 11 siamo ancora qua, tra le 11 e mezzogiorno, e allora vi porto sul Libero, perché in prima pagina oggi scrive il Nuovo Quotidiano con direttore Mario Secchi: lo zar scatenato, la roulette russa. Prima di sedersi al tavolo per la pace, Putin minaccia l'Europa. Pronti alla guerra, anche adesso. Trump pessimista, dice è un casino. L'editoriale di Mario Secchi, il fuoco da spegnere per allontanare l'ombra della bomba. In centropagina, dopo il Qatar Gate, un altro scandalo targato PD. La Dem Mogherini finisce al fresco. Un tempo osannata a sinistra, l'ex Lady Pesk in arresto per frode e corruzione. Siamo sul quotidiano Libero che di spalla scrive: referendum in vista, dalle case alle banche, alle toghe è tornata la voglia di riflettori. E poi sulla Lega, la lettera dopo De Rao, spiate sulla Lega, così Melillo smontò il sistema striano. Siamo sul Libero e allora ci restiamo andando all'interno ed eccolo qua, Cavo Dragone. Era da un po' di ore che lo nominavamo, no, non rilascia interviste. Dov'è Cavo Dragone? Ma esiste davvero Cavo Dragone? Lo zar all'ammiraglio NATO, siamo pronti alla guerra, dopo la sbandata di Cavo Dragone che parlava di attacco preventivo, e Trump che dice è un casino. Qual è la traduzione in inglese? Cosa avrà detto? Putin risponde al militare italiano che ha proposto un blitz preventivo. Crosetto smorza la tensione. Parole male interpretate. Oh, Crosetto, I love you. Donald pessimista. In taglio basso, Zelensky ci crede,
Pace più vicina che mai. Dopo 5 ore di trattative, nessun compromesso con gli USA sui territori. Lo zar arriva in ritardo all'incontro con Witkoff e Kushner. Mosca accordo solo in parte. Ma a proposito di questo, perdonami, visto che abbiamo delle agenzie, mamma mia, cos'è successo, ragazzi miei? Avete commentato troppo e allora sapete cos'è successo? È stata rimessa in libertà Federica Mogherini, accusata di frode sui corsi UE per diplomatici, e siamo contenti naturalmente per lei. La politica italiana alla guida del Collegio Europeo di Bruges è stata fermata martedì, ieri. Quante ore è stata in guardina? Rilasciati anche il diplomatico Stefano Sannino e il manager Cesare Zegretti, come nulla fosse accaduto, signore e signori, così titola il quotidiano Il Corriere in apertura. Vediamo se Repubblica lo mette. Sulle mani, non lo mette, signori, non c'è. Aspetta che magari faccio un F5, si sono addormentati un attimo, no. Allora, o si sono rimessi in sciopero pure loro, invidiosi, che alla stampa hanno fatto il giro, i propale, eccetera. Repubblica apre con le caldaie a gas. Gli italiani potranno continuare a comprarle ma senza incentivi. E questa è una cosa gravissima, vergognosa, che non ci siano più gli incentivi per le caldaie a gas. Siate felici, si ritorna ad andare con il gas, mica si trasforma in un razzomissile. C'era mio padre Piero preoccupatissimo che adesso non si trovano più pezzi di ricambio per le caldaie e ti fanno comprare tutto il nuovo tipo e qua. No, l'avete già comprata, è peggio per voi. Adesso si può tenersi quella vecchia. Gli italiani potranno continuare a comprare le caldaie inquinanti a gas. E questa è la notizia principale. Perdonami. Sì, anche la Mogherini è arrivata, sveglia, è arrivata su Repubblica, ma non in apertura, più avanti, in fondo, scandalo nella diplomazia UE, Mogherini e Sannino rilasciati nella notte dopo gli interrogatori, però assolutamente defilata questa notizia, pirulì, pirulà. Vado, ritorno sulla carta stampata, ragazzi, non fare lo spiritoso Sammy Varin. Dove vado? Sono di nuovo sul Libero. Nemmeno Lagarde osa toccare i fondi russi. Lo scontro sul denaro, si tratta di 300 miliardi di euro custoditi in banche, soprattutto belghe. Bene, persino la BCE, chiamata in causa dalla von der Leyen, si è chiamata fuori. Quindi niente prestito, chissà come mai. Si ha un po' di paura di dirci, quanti water d'oro si fanno questi qua? E io ci scherzo, ragazzi, ma sono cose drammatiche, perché questi hanno bisogno di soldi e di prestiti e poi la domanda un po' te la fai, no? Ma come mai riusciranno a ridarteli questi soldi? Ma un po' come l'Africa, gli africani li aiutiamo volentieri e gli ucraini no, e com'è sta cosa? Giro di nuovo la pagina, signori, vai, corsi e ricorsi, la guerra e le sue storie, sono a pagina 5 di Libero. Lo zar nel fango e nella neve, perciò ha fretta di vincere. Scrive Marco Patricielli oggi a pagina 5 di Libero. L'inverno ucraino è l'incubo dei soldati, una trappola per i carri armati, può far fallire ogni strategia militare, per questo Putin vuole accelerare. L'intervista di Maurizio Stefanini in taglio basso è invece per il generale Camporini, meno male. Finora la NATO si è limitata a difendersi, ora vuole neutralizzare gli hacker russi. Dopo le parole di Cavo Dragone, che stiamo tutti cercando se veramente esista oppure no, parla il generale Camporini. La guerra ibrida russa è in corso da tempo. I programmi antivirus e contro le intrusioni web non bastano. Davvero la NATO vuole attaccare per prima la Russia? Così sono state interpretate alcune battute dell'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, dal 17 gennaio presidente del Comitato Militare NATO, dopo essere stato dal 6 novembre 2021 al 4 ottobre 2024 capo di Stato Maggiore della Difesa e prima ancora capo di Stato Maggiore della Marina Militare. Ma fino a quel momento era stato zitto, a quanto pare. Ne chiediamo
un'interpretazione autentica a un generale che dal 12 febbraio 2008 al 17 gennaio 2011 fu suo predecessore nell'incarico di capo di Stato Maggiore della Difesa, dopo essere stato capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare o capo della Vincenzo Camporini, oggi consigliere scientifico dell'Istituto Affari Internazionali. Una tempesta in un bicchiere d'acqua, dice Camporini. La maggior parte di coloro che hanno fatto certi commenti non hanno neanche letto l'articolo del Financial Times dove erano riportate queste dichiarazioni. Il testo è estremamente chiaro ed esplicito. Cavo Dragone ha parlato del tema della guerra cyber all'interno del concetto della guerra ibrida che è in corso da tempo. Non ha parlato di operazioni sul terreno o in cielo o in mare. E allora, ma allora era davvero, come dice Crosetto, un problema di traduzione? Qua mi fermo che se il cuore, se sento la valvola che si incazza, lascia stare Sammy Varin. Gira piuttosto a pagina 6 con Mogherini arrestata sì, ma solo per qualche ora, è già fuori. L'ex ministro del PD accusato di corruzione sugli appalti di Bruxelles. E attenzione, in taglio basso, pure i 5 Stelle attaccano l'alleato. Fare pulizia con la Lega che dice la superiorità morale della sinistra è solo un ricordo. E Tajani che ricorda, quale può essere? Dai, la frase che Tajani potrebbe dire, lo so che la indovinate, 340-6709-659, lo amiamo Tajani. La frase logica che diremmo tutti noi è: noi garantisti con tutti. E se non ci fosse Tajani bisognerebbe inventarlo. Non la pensa così la Lega. La prima a parlare è stata Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega. Se le ipotesi di irregolarità nella gestione degli appalti e di corruzione fossero confermate, ha detto, ci troveremmo davanti all'ennesimo segnale di come l'Unione Europea predichi trasparenza e moralità, mentre nei suoi palazzi, mentre continuano a prosperare circuiti opachi, favoritismi e centri di potere sottratti al controllo democratico. Arriva Silvia Sardone, la presunta superiorità morale da sempre vantata dalla sinistra è ormai un vago ricordo. Una nota di tutti gli europarlamentari leghisti poi ha allargato lo sguardo all'intera macchina europea. Dopo Qatargate, Pfizergate, un altro scandalo europeo, porte girevoli con meravigliose poltrone e sofà dove bivaccano i soliti noti, nominati dal solito establishment radical chic. Gli europarlamentari hanno ricordato che 5 anni fa avevano denunciato i metodi bizantini che portarono alla nomina di Mogherini al collegio europeo. A giudizio degli eletti del Carroccio, l'allora candidata alla presidenza del Consiglio di Bruges non aveva un dottorato di ricerca, non risultavano pubblicazioni scientifiche di rilievo, pur avendo un curriculum politico di rispetto con la sua sola laurea in scienze politiche. Non avrebbe avuto i titoli accademici per guidare un'istituzione così prestigiosa. Articolone oggi sul quotidiano Libero a pagina 6, ma avete sentito che comunque è già fuori. Il caso dossieraggi sul Libero, così Melillo ha smontato il sistema Striano. Dossieraggi sì, ma solo per la Lega. Il successore di De Rao a capo della procura antimafia liquidò in 6 mesi il finanziere infedele che gli aveva chiesto più poteri nelle ricerche di dati. Giovanni Melillo a Cantone. La lettera di Striano dell'agosto 2023 mi ha portato definitivamente a ritenere urgente e non evitabile l'allontanamento dall'ufficio. Si prosegue con l'argomento oggi sul Libero, che con Fabio Rubini poi parla anche della Lega che passa al contrattacco. Interrogazione sulle spiate contro di noi, offensiva in Parlamento, dai capigruppo di Camera e Senato una richiesta urgente al Ministro della Giustizia. Nordio, attacco gravissimo al nostro partito, sono a rischio le istituzioni. Ed ecco Atreju anche sul Libero, da sabato la festa di Fratelli d'Italia, la politica sfila ad Atreju, la politica ma non soltanto abbiamo visto, ci sono tutti tranne Elli. Conte critica Schlein, occasione persa, avremmo potuto incalzare Meloni, ai dibattiti star della TV e un ex ostaggio israeliano, gran finale con Giorgia.
Giorgia la cantante? Penso di no, lei proprio no, insieme alla Schlein penso che non sia stata invitata, ma la Schlein sì però. Sabato comincia Treiu, la cornice è quella fenomenale di Castel Sant'Angelo, a 2 passi c'è il Palazzaccio, sede della Cassazione, le sale dei dibattiti stavolta sono dedicate non a caso a Rosario Livatino, a Enzo Tortora, signori, e intanto, cioè guarda le foto, Fini, Rutelli, Abu Mazen, un ex ostaggio di Hamas, Mara Venier, ma molti altri, c'è Raul Bova, cioè ragazzi, se siete in zona non si può mancare ad Atreiu, mica per la politica, ma perché è come essere a Sanremo, ragazzi. Scherzo, te l'ho detto, Sammy Varin, è soltanto invidia, perché a Pontida sei lì al tuo gazebo di Radio Libertà e non passa mai Raul Bova. Ah, signore, giro nuovamente, signori, siamo ancora sul Libero, perché è bello potente oggi. La Salis non arretra sul presepe, il passato è passato, se scordiamo giù passato, ma questa è di Genova. Attacco alla tradizione, il sindaco in aula conferma la scelta di sfrattare Gesù dalla sede del comune. Sindaco di Genova Silvia Salis. Il passato è passato, e nel passato di tempo effettivamente noi scemi che ogni anno facciamo il presepio addirittura lo abbiamo inventato. Pagina 20 di Libero, eccolo qua, il Green Deal continua a perdere i pezzi, voi avete comprato la caldaia che si trasforma con un razzomissile in circuiti di 1000 valvole, caldaia gas retromarcia UE. Nessun divieto dal 2029. Eliminati dalla bozza di revisione del regolamento ecodesign la messa al bando e lo stop alle vendite degli apparecchi a combustibile fossile. La scadenza dovrebbe slittare al 2040. Quanti anni avrò nel 2040? Non lo so. L'obiettivo sarebbe la piena decarbonizzazione degli edifici nel 2050, puntando sulle pompe di calore, pompe di calore, ma intanto ci teniamo quella a gas. Silenzio però, e non vorrei che poi facciano dei controlli. Ma però fa un po' di puzzettina, cos'è questo odore strano? Santa polenta. Ultima segnalazione sul quotidiano Libero, signori. Facebook è uscita una classifica, visto il peso sull'opinione pubblica, una classifica rilevante. Chi l'ha detto che Facebook è al tramonto? Facebook regge, crolla X, così gli italiani usano i social. Sono 44 milioni, il 76% della popolazione, coloro che li cliccano regolarmente. YouTube in testa, Instagram terzo, mentre l'ex Twitter X perde il 27,6% degli utenti. Chi l'ha detto che Facebook è al tramonto? D'accordo, i giovanissimi preferiscono altri lead digitali, il social network per eccellenza coccola ogni giorno una buona fetta, quasi il 12% di utenti con più di 65 anni, ma va ancora forte, fortissimo. E infatti anche Radio Libertà, quando non ci bloccano perché diciamo cose che non gli piacciono, è su Facebook, anche se non vi arrivano le notifiche, e chissà come mai. Cercate Radio Libertà su Facebook, cliccate la campanella, quel cavolo dire mi piace, così vi arriva l'avviso, almeno dovrebbe, di quando Sammy Varin è in diretta. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
L'Italia da fare, il punto sulla politica economica. Lo so che mentre andava questo pezzo siete scesi in cantina a parlare con la vostra caldaia a gas, gli avete detto resta con me ancora un po', dai, che ci divertiamo, eh? È la notizia principale di Repubblica che firulì firulà fa finta di niente e sulla notizia che la Mogherini è già stata scarcerata e ci parla delle caldaie a gas. Gli italiani potranno continuare a comprarle, ma senza incentivi, che cosa pensate? Dai, scherziamo un po'. Questa era Conversation on the Train di Sergei Komensko, artista sensibile, compositore raffinato che vive ormai stabilmente in Italia, anche se l'ispirazione arriva spesso dalla sua patria natia, l'Ucraina. Komenko lo trovate facilmente su YouTube con queste descrizioni musicali molto particolari. Sta per arrivare Alessandro Morelli, intanto che lo cerchiamo ci sono tanti messaggi. Oggi siete imbizzarriti, siete dei cavalli selvaggi, ascoltatori. Non vi avevo mai dato dei cavalli selvaggi. 3406709 questo è il numero che anche voi, nuove entrate, potete memorizzare sul vostro cellulare. 3406709 e ci mandate un WhatsApp con il vostro pensiero del giorno sull'argomento che preferite, o anche video o anche audio che volete, è la stessa cosa, come ha fatto questo ascoltatore. Sul cursore, Francesco, facci sentire. Buongiorno a tutte e tutti, a Buongiorno. te Sam, Pier. Dunque, Mogherini e dintorni non sono affermati, sono ingabbiati, che è un po' diverso, cioè sono arrestati. Usare bene le parole, perché ci ricordiamo quando eventualmente le stesse cose accadono dall'altra parte, ma a quanto sembra in Unione Europea i pidioti si danno da fare. E purtroppo il nostro ascoltatore ha portato sfiga naturalmente a chi tintinna le manette in maniera così giocosa, ci mancherebbe, non certamente noi, e anche al Fatto Quotidiano, rifacciamolo vedere, che oggi titolava "Ci facciamo sempre riconoscere", parlando di queste eurofiguracce, la Mogherini fermata, perché appunto il Corriere lo mette proprio in apertura con ultim'ora
punto esclamativo, così c'è il sospiro, no? Così, no? Rimessa in libertà Federica Mogherini, accusata di frode sui corsi UE per diplomatici, ok? Non solo lei, ma anche tutti gli altri che erano stati fermati. Ritorno ai vostri WhatsApp al 340 6709 659, mentre stiamo cercando il sottosegretario Alessandro Morelli, vediamo se riusciamo a trovarlo. Non ho capito perché quella tac pelata di Crosetto. Oh, come ti permetti? Ce l'ha con i pelati questo qua. Il più scandaloso conflitto di interesse nella deplorevole storia repubblicana. Vuole altri soldatini se quelli che ha già non li usa. Che li mandi al fronte. Per cosa li tiene? Per le parate del 2 giugno? Così risolviamo il problema della disoccupazione giovanile. Sì, che continuano a rimproverarci. Ci sono le buone notizie oggi, ma i giovani, ha detto il PD, incominciamo a mandare un po' di militari, qualche decina di migliaia al fronte e facciamoceli pagare dalla NATO. Almeno servono a qualcosa e la smettono di giocare e fare un cazzo tutto il giorno a nostre spese. Oh, vedi che ascoltatori tosti che abbiamo. Noi li selezioniamo uno ad uno, veramente. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Questo non mi ricordo, l'ho già mandato, forse no. Sul cursore, fammi sentire. Signori, buongiorno Semi, ma con questa Buongiorno. storia di Cavo d'Aragone mi sono già scesi i piedi sottoterra, ecco, per non dire parolacce. Cavo d'Aragone è stato il comandante del gruppo incursori della Marina Militare, quindi un corpo di elite, non metti il primo che arriva, attenzione, a quei compiti, assolutamente. Secondo luogo, mi spiegate perché il servizio di Financial Times, che era del 18 ottobre, perché l'intervista fu del 18 ottobre, è venuto fuori ieri o quando diavolo è venuto fuori? Un motivo ci sarà, no? Allora, io che le cose le vedo sempre un po' dalla parte bassa, ossia dal bicchiere mezzo vuoto, comincio già a capire che qualcosina che non quadra c'è, però per la carità non voglio discutere, quindi persone molto più colte e intelligenti che sanno tutto di me, ne abbiamo a mazzi, per cui io mi ritiro e questo è solo quello. L'unica domanda, visto a questi signori che sanno tutto, perché un servizio del 18 ottobre viene fuori ieri? Qualcuno me lo spieghi? Va ora in onda L'Italia da fare, il punto sulla politica economica con Alessandro Morelli. Oggi c'è un'aria così frizzante, io non lo so cosa hanno i nostri ascoltatori. Ben trovato al sottosegretario della Lega Alessandro Morelli, buongiorno. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, io per la prima volta prendo un po' le distanze, Morelli, tu mi conosci. No, alleluia, da finalmente, anche tu. Io prendo le distanze perché, no, dal quotidiano La Verità. Oggi La Verità in prima pagina, hai letto cosa scrive? Insomma, no, non l'ho ancora letto. È poco riverente. Unione Europea corrotta come l'Ucraina, fermata la biondina del PD. Così apostrofa la Mogherini, il quotidiano La Verità, poco riverente, anche perché comunque è un titolo sessista, occhio. È una tragedia comunque quando succedono queste cose. Noi, lo sai, io cerco di sdrammatizzare ogni cosa in questa rassegna, cercando anche di parlare, però ti posso dire, Alessandro, che non è successo niente, perché è appena uscita la notizia che è già stata rimessa in libertà Federica Mogherini, accusata di frode su corsi UE per diplomatici, insieme anche al diplomatico Stefano Sannino, al manager Cesare Zegretti, sono già tutti liberi. Partiamo da questa notizia, perché oggi forse questo è il motivo che i nostri ascoltatori sono così frizzanti. E ancora una volta non possiamo che essere d'accordo con il Fatto Quotidiano. Ci facciamo sempre riconoscere, Alessandro. Beh, chiaramente non auspichiamo la galera e la prigione per nessuno, però evidentemente intendiamo andare a fondo rispetto a questo tema. Sottolineo come oggi i giornali non siano particolarmente interessati a un'altra notizia che riguarda l'Europa, e cioè al voto, all'ulteriore voto di immunità, di richiesta di immunità o di revoca di immunità per quanto riguarda Alessandra Moretti e un'altra esponente
europarlamentare del Partito Democratico, legata a un argomento che, guarda te, è completamente sparito da tutti i radar mediatici, e cioè il famosissimo, celeberrimo Qatargate, per cui alcuni ex esponenti del Partito Democratico sono finiti veramente nei guai. Penso a un signore che si chiama Panzeri, che se guardate e guardiamo su internet troviamo tutta la sua storia, un curriculum vitae assolutamente impressionante dal punto di vista politico, che si è concluso appunto con questa vicenda Qatargate, che ha colpito il cuore dell'Europa, e sul quale l'Europa e i media italiani si sono completamente dimenticati. Quindi oggi, diciamo, questa doppietta a marchio PD diciamo risplende insieme a tutte le stelle che compongono la bandiera europea. E che noi, insomma, come al solito, la Lega purtroppo ci vede a volte bene da lontano, fin troppo il nostro capo Sammy, Umberto perdonami, Bossi ai tempi. scusami, so che non è radiofonico e tu mi hai insegnato di non interrompere mai, Vai. ma mi perdonerai, però oggi diciamo sono un fiume in piena. Mi hai detto che c'è una giornata frizzantina a Radio Libertà, figurati, io sono al freschino qui a Cortina, perché stiamo mettendo veramente la parola, chiudendo la parola fine a dei cantieri fondamentali per le Olimpiadi che apriranno il 6 di febbraio, quindi puoi immaginare quanto, di fronte al lavoro che noi mettiamo tutti i giorni andando su e giù per portare dei risultati ai nostri territori, poi vediamo quello che succede in giro e per come vengono riportate le notizie, francamente diciamo che avrei capito che anch'io stamattina sono abbastanza carico. Sottolineo come tu dicevi la Lega vede queste cose da lontano, ma caro Sammy, perché noi, e lo scrive Libero il bravo collega Di Meo in questi giorni, siamo pienamente al centro di vicende di questo genere, con dei dossieraggi che sono avvenuti nei nostri confronti negli anni scorsi, con dei magistrati, con degli ufficiali giudiziari, con degli ufficiali della Guardia di Finanza, sui quali chiaramente auspichiamo ci sia la massima trasparenza, e sui quali ci sia venga fatto tutto e compiuto tutto il necessario per approfondire quanto è stato fatto ai danni della Lega, perché mentre per quanto riguarda il PD oggi vi dicevo qualcuno si è dimenticato del voto che l'Europarlamento farà per chiedere l'immunità a due esponenti del PD sul Qatargate. C'è il fatto che oramai è su tutti i giornali, non lo possono nascondere, e i media generale della Mogherini. Ci sono temi sui quali, diciamo, di ciccia ce n'è veramente tanta, e noi la Lega viene invece strattonata di qua e di là con dei dossieraggi per creare artatamente delle finte notizie per devastare la vita dei nostri esponenti. Io ne sono stato vittima, Claudio Borghi ne è stato vittima, circa 40 parlamentari, di cui 27 della Lega. Cioè, hai capito di cosa stiamo parlando? Di tutto l'arco parlamentare, circa 40, ok? Più della metà solo della Lega. Allora, cioè, dobbiamo capire che tutte le volte, ogni giorno, noi abbiamo non una pista di bob da costruire, ma abbiamo la pista di bob, le infrastrutture, e dobbiamo scalare delle montagne tutti i giorni, perché abbiamo contro di noi evidentemente una macchina del fango che continua a lavorare mentre gli altri vengono ripuliti al fango. Ponetevi qualche domanda, cari ascoltatori, che stanno rispondendo come non mai al 340-6709-659 con tante interrogazioni, tante domande. Abbiamo per qualche minuto Alessandro Morelli e certamente tra gli argomenti in questi giorni, soprattutto per chi acquista il quotidiano La Stampa, c'è l'aggressione alla redazione del quotidiano La Stampa, un monito ai giornalisti, ha detto
dicendo quella signora. Ma cosa sta succedendo? Forse Ma anche l'imam di questi, Torino non merita di essere espulso perché la nostra Costituzione tutela la libertà di parola. Dove stiamo sbagliando o dove forse hanno sbagliato questi signori che sono entrati nella redazione della Stampa? Non riusciamo a capire. Morelli, che dici? anche questi personaggi, chiaramente la vicinanza ai colleghi giornalisti della stampa, la stampa italiana non deve essere mai toccata, eccetera, eccetera, eccetera. Noi, se vai sui social media, trovi delle dichiarazioni da parte addirittura della vice direttrice Cuzio Crea della Stampa, che accusava il centrodestra, la Lega, di paventare diciamo, una certa pericolosità espressa e realizzata, praticata dai Propal, dai Notav, da questi e da quegli altri. Ora ne sono vittime, cioè a noi dicevano è inutile che continuate a minacciare questi giovani che hanno lo spirito giovanile, l'impeto, eccetera, 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 e dall'altra parte oggi ne sono loro le vittime, ok? E chiaramente, giustamente, il direttore in questi giorni, lo vedo sulle varie trasmissioni televisive, a criticare, a commentare, eccetera, eccetera, ma erano loro che fino a poco tempo fa ci volevano dare lezioni sul fatto che questi Propal sono solo dei giovani che vogliono esprimere con un certo calore, il calore giovanile, certo, quello ci sta. E oggi che ne sono vittime fanno, diciamo, le signorine, le vittime sacrificali di una situazione che si ritrovano. Ma di cosa stiamo parlando? E dall'altra parte l'imam di Torino, che mi hai buttato lì e io chiaramente non posso non cogliere, perché tu sai quanto io sono critico nei confronti dell'organizzazione della Chiesa Cattolica, e in questi giorni trovate su internet le dichiarazioni, oltre che sui giornali, le dichiarazioni del vescovo di Torino, che dice che questo imam, questo delinquente che si è espresso con delle parole gravissime di fronte alla sua comunità, non va espulso perché, o comunque non va punito perché secondo il vescovo di Torino sono parole, la libertà di pensiero, e in Italia va rispettata. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè un vescovo che al posto che farsi lavorare per evangelizzare per il cristianesimo, sta a guardare e a difendere un personaggio di quel genere. Ma Sammy, chiaramente la nostra battaglia è una battaglia che noi pratichiamo perché abbiamo dei valori, ci crediamo e siamo assolutamente convinti che questo vescovo non rappresenti la Chiesa Cattolica Romana. Ma io mi auguro che la Chiesa Cattolica Romana nei confronti di questo personaggio prenda una posizione, perché altrimenti Houston abbiamo un grosso problema. È chiaro, e non solo nel caso di questo personaggio, avvicinandosi il Natale siamo alle solite, si è cominciato con le facce della Madonnina, del San Giuseppe, tutte pistellate per che così è di inclusione, e tagliamo la testa a Gesù bambino, e nel presepio che abbiamo inventato noi in Italia, Greccio, è stato inventato da un certo San Francesco che torniamo a festeggiare. Peccato che si celebri domenica l'anno prossimo, staremo tutti a casa dal lavoro, siate felici italiani. Noi che abbiamo inventato il presepio adesso quasi ci vergogniamo del presepio, e anche in questo caso Alessandro qualche vescovone o pretone, ora non ho ben ricordato, lo ha difeso questa cosa dicendo no, bisogna aprirci assolutamente, stiamo sbagliando e come, e mi pare che la Lega su questo argomento sia l'unica che si fa sentire. Siamo delle mosche impazzite su questo argomento. Guarda, ragionando con un mio carissimo amico in questi giorni, mi ha dato sai quelle frasi che hai dentro, senti dentro, ma non sei mai riuscito ad esprimere. Questo mi dice: guarda Alessandro, che la mia famiglia è sempre stata democristiana,
Oggi io ho quelle idee, continuo con quei valori, eccetera, eccetera, e mi sento pienamente rappresentato nella Lega. In tanti dicono che la Lega è oramai un partito di destra. Ma guarda che in realtà è tutto il mondo che è andato non solo a sinistra, ma che si è estremizzato verso delle posizioni che non sono assolutamente coerenti con i valori storici, culturali, tradizionali di questo paese, di questo territorio e delle nostre comunità. Effettivamente per me è stato un ragionamento illuminante, cioè non è che la Lega sia spostata a destra, è il resto del mondo che fra gender, pro-pal, situazioni che chiaramente sono palesemente contro i nostri valori, tradizioni e comunità, si è spostato. Dunque noi rimaniamo fermi dove siamo, chiaramente con diciamo apertura, con buonsenso, con dimostrazione di una volontà di modernità. Ma la modernità e il progresso non è sempre positivo, a volte questo progresso può anche essere regresso. E in questo caso purtroppo queste comunità, tu pensa, faccio questo paragone, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, la famiglia nel bosco, hanno tolto dei bimbi a dei genitori che hanno fatto una scelta sicuramente al limite, che tantissimi di noi non condividono, eccetera, eccetera. Ma nello stesso tempo, se io e te andassimo di fronte a una delle tante scuole statali a Milano, a Torino, vedremmo i bimbi accompagnati da donne in burka. Cioè quei bimbi cosa vedono delle loro madri? Come possono crescere? Con quali valori possono crescere? E tu vai a rompere le scatole a 5 persone che vivono in un bosco con un cavallo e un asino e qualche gallina e tutti i giorni vedi quello che sta succedendo nelle tue città e non intervieni. No, ma è chiaro che da persona che ha dei valori profondi e che si sente diciamo responsabile di quello che avviene, noi e la Lega lo sta facendo con delle complessità, perché anche nella stessa maggioranza di centrodestra ci sono delle sensibilità molto differenti, non ce lo dobbiamo assolutamente dimenticare. Basta vedere come diciamo la linea di una delle principali editori televisivi italiani, Mediaset, sta cambiando negli ultimi anni, e dobbiamo ricordarci che gli editori di Mediaset sono diciamo dei sostenitori attivi di uno dei partiti di maggioranza, di Forza Italia. La famosa debito di Forza Italia nei confronti della famiglia Berlusconi è assolutamente noto, oltre 90 milioni di euro, non sto rivelando nulla. Quindi capite che ancora una volta la Lega e i leghisti devono ogni mattina che si svegliano, sanno che devono correre. In questo caso perché devono inseguire la gazzella? No, perché devono inseguire tutte le volte qualcuno che cerca di smontare la tela che noi stiamo costruendo. È vero, e a correre siamo anche noi, e Alessandro Morelli è responsabile di comunicazione della Lega e anche noi di Radio Libertà. Corriamo fin dalle 5 del mattino per cercare di smontare questa quotidiana rassegna stampa che altrimenti verterebbe sui soliti tristi argomenti, e infatti se girate su Radio 24, su Radio Popolare, con tutto il rispetto, ma è una noia mortale. Bene, dopo questo autoelogio un po' più leggeri, perché tra poco inizia Sanremo, Alessandro, e oggi Repubblica, lo sai, io alla fine guardo anche Repubblica, ma oggi è anche divertente e qui naturalmente ci ridiamo simpaticamente. Pochi giorni e comincia Sanremo. Attori, sportivi, volti TV, Atreyu in salsa Sanremo, scrive oggi il quotidiano Repubblica, ma anche il giornale scrive Atreyu si fa pop, che sa molto di popolare, radio popolare, ma qui si scherza sul fatto che, senti Alessandro, secondo me potrebbe essere anche una bella idea. La politica alla fine attrae sempre meno gente, eccetera, però se discutiamo di cose reali, invitando personaggi che con la politica non c'entrano niente, Raoul Bova,
Carlo Conti e non Conte, Carlo Conti che sarà il conduttore di Sanremo, Mara Venier, Gianluigi Buffon, Ilaria D'Amico, saranno questi sul palco, manca soltanto la Schlein, signori, e sul palco di Atreju tra pochi giorni. Secondo me è stata una bella idea, o no, Alessandro? Lo condivido, mi spiace l'abbiano avuta i colleghi di Fratelli d'Italia, perché chiaramente è una buona idea. Certo, bisognerà vedere se loro riusciranno a mantenere la barra dritta, cosa che purtroppo nella gestione dell'azienda pubblica di Stato radiotelevisiva non è sempre vero, che diciamo ha un amministratore delegato emanazione di Fratelli d'Italia, però se riusciranno chiaramente a tenere la barra dritta rispetto a valori e a idee, chiaramente sarà una bella idea, una bella occasione di confronto che chiaramente ci può interessare e sicuramente ci incuriosisce. Dall'altra parte però dobbiamo sottolineare una cosa sulla quale prego Radio Libertà di essere ai limiti dell'ossessivo, perché noi parliamo di Sanremo, noi parliamo delle Olimpiadi, noi parliamo dell'imam di Torino, del vescovo di Torino, parliamo di ogni cosa e siamo qui giustamente a farlo per commentare le notizie, per sottolineare come la Lega abbia maggiori difficoltà rispetto a tutti gli altri. Ma noi fra 7 giorni, cioè l'11 dicembre, 8, il nostro segretario federale sarà ulteriormente per una nuova sessione, il secondo tempo, anzi questo addirittura è il terzo, saltato il secondo, di processo a causa della incredibile vicenda giudiziaria che aveva visto protagonista sui fatti della Open Arms. Ora dunque, ok, va bene parlare di ogni cosa, vediamo che a processo le indagini colpiscono il PD per presunte frodi, per il Qatar Gate, ladrocinio, eccetera, eccetera. Il nostro segretario federale finisce a processo perché ha fatto bene il suo lavoro. Sembra un'antitesi abbastanza forte, è un vero pugno nello stomaco, ma questa è la realtà. Da una parte abbiamo la Lega dossierata, osservata in ogni maniera e chiaramente processata con Salvini, dall'altra abbiamo la mano leggera che tocca il Partito Democratico e la sinistra. Capite? Nessuno l'aveva mai fatto prima. Matteo Salvini davvero ha difeso i confini dell'Italia e se ne volete sapere di più seguite Alessandro Morelli in questi giorni sui social, perché hai fatto un bellissimo sunto di quello che è accaduto, di tutta la vicenda Open Arms che i quotidiani puntualmente si sono dimenticati già. Ci fermiamo, sì, purtroppo non posso che ringraziare il sottosegretario della Lega, sottosegretario di Stato Alessandro Morelli, in giro a vedere come procedono i lavori verso le Olimpiadi e tutto sta procedendo bene, siamo sicuri sarà un grandissimo successo, raccontato a denti stretti da una certa sinistra che però lo dovrà pur raccontare, è vero Alessandro? E stanno già salendo sul carroccio del vincitore, sì, cercando di portare di far apparire come un loro risultato una manifestazione sulla quale, se fosse stata per il PD, noi staremmo parlando assolutamente d'altro. È vero, e anche per i 5 Stelle. Grazie ad Alessandro Morelli, buon lavoro, ciao! Buon lavoro e buon ascolto a tutti voi.